Varianti Covid, Veneto prima in Italia per numero di sequenziazioni. Per il presidente Zaia bisogna obbligare tutti a farle. La variante indiana intanto si è sdoppiata. Domani il governatore al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Mattarella di Olimpiadi. Un messaggio sarà lanciato, in particolare quello di accelerare sulle opere pubbliche. Maxi operazione della finanza e dell'antimafia di Trieste, scoperta una rete dedita al riciclaggio e al traffico illecito di rifiuti ferrosi, frode fiscale per 300 milioni di euro, decine di perquisizioni in Veneto. A Carmignano la toccante storia di una mamma che muore per un tumore a 47 anni, nell'epigrafe fa scrivere un IBAN per raccogliere fondi per far studiare la figlia. A Pernumia, nella Bassa Padovana, è iniziata la fase finale della bonifica dei capannoni dell'ex CEC. Questa mattina è partito il primo camion che trasferirà rifiuti pericolosi da smaltire. Paura ieri sera in centro a Bassano, dove all'improvviso è crollato il tetto del Teatro Astra. Nessun ferito, ma rabbia dei cittadini per l'abbandono e l'incuria di un luogo simbolo della città. Nel giorno in cui in Veneto iniziano gli esami di maturità per quasi 39.000 ragazzi, è approvato il calendario scolastico regionale 2021-22, partenze differenziate per piccoli e grandi. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito ora dai titoli. Varianti Covid. Il presidente oggi in conferenza stampa ha detto il Veneto primo in Italia per numero di sequenziazioni, bisogna obbligare però tutti a farle. Sentiamo. Sono arrivate questa mattina le dosi da somministrare per la vaccinazione eterologo, ovvero per le persone under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca e che ora dovranno fare Pfizer o Moderna. Insomma, per i 36.000 veneti che faranno il mix di vaccino. Si tratta di 20.000 dosi di Moderna e 10.530 Pfizer. Nei prossimi giorni arriveranno altri vaccini, lo ha annunciato il presidente Zaia, che ha anche ribadito la vaccinazione non è obbligatoria. Nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Poi ha aggiunto, il tema da discutere ora con il governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero di sequenziazioni per dare un'identità ad ogni tipo di coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida. Penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni, perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. Ad oggi i vaccinati over 80 hanno raggiunto il 90%, i sessantenni l'81,9%, la fascia dai 50 ai 59 il 71,6%, i ventenni vaccinati e prenotati in Veneto fino al 4 agosto sono il 48,4%. Con questi numeri entro agosto avremo messo in sicurezza la gran parte degli over 60, dopodiché ci resteranno da fare in gran parte solo i richiami, ha aggiunto il governatore, definendolo un giro di boa. L'assessore Lanzarin ha invece affrontato la questione delle prestazioni sospese durante la pandemia. Ieri è passata in giunta una delibera che mette in atto un piano operativo per il recupero delle prestazioni. Questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recupereranno le prestazioni. È importante seguire l'andamento delle varianti perché da quelle si può capire l'evoluzione dell'epidemia, lo ha detto la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico Tra Venezia. In Veneto intanto la variante prevalente è quella inglese. Tutti i vaccini oggi sono efficaci rispetto a tutte le varianti, in particolare per quanto riguarda la malattia e le forme gravi di malattia, e questa è una meravigliosa notizia. Lo dice in maniera chiara la dottoressa Ricci, aggiungendo che seguire l'andamento delle varianti è fondamentale soprattutto nella fase delle vaccinazioni. Oggi non ci sono preoccupazioni reali, anche la variante Delta, che è una variazione dell'indiana, è tenuta sotto controllo dai vaccini. La variante appunto Delta o indiana è nata in India, ma
si è sviluppata moltissimo in Inghilterra e se voi andate a vedere le curve di crescita di questa variante in Inghilterra sono effettivamente molto preoccupanti. Si tratta di una variante molto più contagiosa rispetto ad altri virus in circolazione a livello mondiale. In altri paesi europei e negli USA però la variante Delta non sta crescendo come in Inghilterra e questo ci fa ben sperare sull'andamento del contagio in Italia. Il fatto di essere in estate, fra l'altro, ha aiutato molto, ha spiegato la dottoressa Ricci. Per quanto riguarda i dati relativi al Veneto, ad oggi noi abbiamo depositato nel database internazionale e in quello nazionale 1182 sequenze. Siamo la prima regione d'Italia giunto per numero di virus sequenziati a livello nazionale. In Veneto sono state trovate tutte e 4 le varianti più contagiose e preoccupanti. Le abbiamo tutte in Veneto come tutte in Italia, l'inglese, l'indiana, la sudafricana e la brasiliana. Abbiamo caratterizzato anche delle altre varianti che non sono preoccupanti, sono di interesse. Variante egiziana e variante del Camerun da tenere sott'occhio. Ad oggi in Veneto è prevalente la variante inglese con 28 casi trovati, ma ci sono anche 22 casi di variante Delta legati ad un focolaio scoperto in provincia di Treviso in uno stabilimento produttivo che però è stato subito circoscritto ed è ora sotto controllo. E domani Luca Zaia sarà il Quirinale per parlare con il capo dello Stato di Olimpiadi. Un messaggio sarà lanciato in particolare, quello di accelerare sulle opere pubbliche. Parleremo col capo dello Stato, poi vedremo che discorsi ne usciranno. Però è un incontro importante domani per noi. Le Olimpiadi sono, come si può dire, uno dei gol principali di questo Paese. Al Quirinale per parlare di Olimpiadi, questa è una delle missioni romane del governatore Zaia che incontrerà il presidente Mattarella accanto agli altri rappresentanti del Comitato Olimpico. 5 anni passano in fretta, c'è un evento da programmare nei dettagli, ma soprattutto, dice Zaia, occorre velocizzare i cantieri e scongiurare il rischio di incompiute. Da parte nostra molto bene, da parte delle infrastrutture bisogna accelerare un po' di più. È innegabile che il passaggio delle Olimpiadi in Veneto lascerà opere pubbliche importanti. Adesso si tratta di capire se le vogliamo lasciare completate o in corso di completamento per il 2026. 2 nodi viari in particolare lungo la Lemagna. La variante di Cortina sarà una delle opere delle Olimpiadi. La variante di Longarone, altro nodo di quella valle. E ancora il villaggio olimpico e la viabilità intervalliva con un traguardo ambizioso. Siamo capaci di arrivare al 2026 e collegare Cortina ad Arabba e Cortina al Civetta. Noi faremo un percorso sugli sci che è il doppio del Sella Ronda. Cioè, guardate, le Olimpiadi passano solo una volta. Nella giornata romana di Zaia anche l'incontro già pianificato e annunciato con il ministro Giorgetti per il salvataggio di ACC. I fronti aperti nel bellunese non si esauriscono certo con le Olimpiadi. Siamo alla cronaca, maxi operazione della Guardia di Finanza su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, scoperta una rete dedita al riciclaggio e al traffico illecito di rifiuti ferrosi, frode fiscale per 300 milioni di euro occultati in Cina, importi pari a 150 milioni. Maxi frode fiscale internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti per 300 milioni di euro, 5 arresti, 53 indagati, 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como e sequestri per 66 milioni di euro. Sono gli elementi principali e riassuntivi relativi all'operazione denominata Via della Setta della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il sodalizio criminoso operava nella commercializzazione illecita di materiali ferrosi e non come rame, ottone, alluminio, normativamente inquadrabili come rifiuti metallici non pericolosi. Nel dettaglio è stato scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese che non avevano connessione tra loro se non per gli obiettivi finali. L'una di portare denaro da conti correnti cinesi in Italia, l'altra di far arrivare in Cina denaro liquido nei propri conti correnti. C'è un gruppo che aveva un obiettivo, quello di far retrocedere in nero quello che è andato all'estero in chiaro. E c'è un gruppo che aveva l'obiettivo opposto, quello di portare all'estero, in Cina in questo caso, del denaro in chiaro, tenendosi il nero qui. Allora, un nero in entrata e un nero in uscita si sono compensati. Succedeva che i soggetti italiani trasferivano in Cina
commercio. Hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro, e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste, anche con 200.000 euro in contanti, direttamente agli italiani in controvalore. Il denaro riscosso dagli italiani avveniva attraverso buste che si potevano camuffare facilmente come borse di acquisti vari, vestiti o altro, all'interno di noti centri commerciali all'ingrosso cinesi di Padova e Milano, con un vero e proprio passaggio di mano del denaro. La struttura dell'intero modus operandi era basata sulla creazione in Italia di società ad hoc con funzione di intermediari nel commercio dei rottami metallici. Queste emettevano fatture false con operazioni di acquisto all'estero della merce ferrosa, ottenendo anche fittizia documentazione di conformità. In realtà il materiale veniva reperito a nero da scarti industriali che poi con tutta la documentazione veniva venduta al cliente finale, ovvero le acciaierie, ignare di tutto il giro illecito. Le investigazioni sono state avviate nel 2018 in seguito ad anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa con sede nella Repubblica Ceca e una neocostituita azienda in provincia di Pordenone. Vi era una società di Pordenone che nell'ambito di poco più di un anno aveva avuto un incremento di fatturato da 10.000 euro a 52 milioni, cosa che di per sé già di per sé è anomalo. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire. Ed ora una storia commovente che arriva dall'Alta Padovana. Una mamma muore per un tumore, nell'epigrafe fa scrivere un IBAN per raccogliere fondi per far studiare la figlia. Il desiderio di ogni madre è quello di veder realizzati i sogni dei propri figli, vederli soddisfatti nello studio e nel lavoro. Sonia Campagnolo purtroppo non riuscirà a vedere sua figlia Lisa laurearsi in giurisprudenza, ma fino alla fine ha dato disposizioni per poter contribuire alla realizzazione del suo percorso di studi. Sonia Campagnolo è una mamma di 47 anni di Carmignano di Brenta, morta domenica per l'aggravarsi di un tumore al pancreas che l'aveva colpita nel 2019. Nella sua epigrafe Sonia ha fatto una semplice richiesta: il tuo fiore sia un'offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo. A seguire l'IBAN e la causale in memoria di Sonia. L'intero comune di Carmignano di Brenta si stringe al dolore di questa famiglia. Anche la compagna dell'ex sindaco Bolis, recentemente scomparso per lo stesso male, ha scritto un messaggio di cordoglio. La comunità di Carmignano è profondamente addolorata dalla scomparsa della nostra concittadina Sonia. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, in particolare alla figlia Lisa, alla sorella Laura, al papà Pietro e alla mamma Rita. Lisa continuerà a studiare, sta cercando un lavoro, ma Sonia voleva che avesse una sicurezza economica nel continuare il suo percorso, un percorso che Lisa farà sapendo che la sua mamma le sarà sempre vicina. E la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di una bambina di 10 anni affetta da leucemia ricoverata in oncoematologia pediatrica a Padova, deceduta il 15 giugno. Avrebbe contratto un batterio che non sarebbe stato prontamente individuato e curato. Nelle prossime ore lo specialista Antonello Cirnelli, affiancato dal medico legale nominato dalla famiglia della bambina, eseguiranno l'autopsia per verificare eventuali mancanze. Nessuno dei dottori che hanno avuto in cura la piccola risulta al momento indagato. A presentare l'esposto alla Procura della Repubblica della Città del Santo è stata la famiglia residente ad Occhiobello. E cambiamo argomento, capitolo finale di una delle storie di inquinamento che più hanno fatto discutere la bassa padovana. Per Numia è iniziata la fase finale della bonifica dei capannoni dell'ex CEC. Questa mattina è partito il primo camion che trasferirà i rifiuti pericolosi da smaltire. D'acqua su quelle nere montagne di polveri pericolose, la fotografia di uno scempio che dura da quasi 20 anni. È iniziata ufficialmente la fase finale delle operazioni di bonifica dell'ex CNC di Pernumia, la fabbrica dei veleni abbandonata con all'interno 40.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. All'interno dell'ex stabilimento CNC di Pernumia, alle mie spalle vedete il camion con il primo carico di rifiuti pericolosi che sarà smaltito. Il lavaggio delle ruote del camion prima di partire per il viaggio verso la discarica speciale che si trova nel Veronese, dove verranno smaltiti i rifiuti. A salutare questo primo convoglio l'assessore regionale Roberto Marcato, insieme ai tecnici di Veneto Acque, la società incaricata dalla regione del piano di smaltimento. Siamo riusciti oggi a mettere la parola fine, qui finalmente partono i camion con i rifiuti per portare via tutte le oltre 40.000 tonnellate che sono qui presenti.
Le operazioni dureranno fino a dicembre 2022. La Regione Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di euro grazie ai finanziamenti della legge speciale per Venezia. Ma resta l'amarezza perché a pagare dovrebbero essere i responsabili di questo scempio che sono scomparsi lasciando l'onere ai cittadini. È davvero un dramma perché di fatto i 12,2 milioni che la Regione Veneto mette sono soldi dei contribuenti, non sono soldi che noi stampiamo nelle segrete stanze di Palazzo Balbi. E chi invece ha provocato tutto questo, a mio avviso, non ha pagato a sufficienza. E allora, visto che tra l'altro il tema ambientale, il tema energetico, il tema dei cambiamenti climatici è nell'agenda politica di tutti, ecco, iniziare magari a far pagare davvero ai lazzaroni che fanno sta roba qua pene forti sarebbe già un segnale interessante. La bonifica parte da prima con l'eliminazione della sorgente della contaminazione, che sono questa montagna di rifiuti, 43.000 tonnellate, che devono essere asportate. Parallelamente viene tenuto il monitoraggio e viene fatta l'indagine ambientale del sito grazie alle verifiche sulla qualità del suolo, delle acque di falda e le acque superficiali. 6 persone sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Padova per il tragico incidente del 13 maggio 2018 alle Acciaierie Venete, costato la vita a 2 persone. Era la notte di domenica 13 maggio 2018. Sergio Uttodita, 39 anni, e Marian Bratu, 43, stavano lavorando con altri colleghi nello stabilimento di Riviera Francia a Padova delle Acciaierie Venete, quando una siviera contenente acciaio fuso incandescente cadde a terra e li travolse. Per le gravissime ustioni Sergio Uttodita morì il 5 giugno, Marian Bratu il 26 dicembre. Altri 2 colleghi rimasero feriti. Per quell'incidente sono imputate 8 persone, 6 delle quali sono state rinviate a giudizio con l'accusa di omicidio e lesioni colpose, oltre alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sotto accusa alcuni errori di progettazione e manutenzione del perno a cui era stata agganciata la siviera, che era stato sostituito da poco. Tra gli imputati il presidente e il direttore delle Acciaierie Venete e i responsabili della ditta progettista. La prima udienza del processo è stata fissata per il 20 giugno 2022. Paura martedì sera in centro a Bassano, dove all'improvviso è crollato il tetto del Teatro Astra. Nessun ferito, ma la rabbia delle persone per l'abbandono e l'incuria di un luogo simbolo della città. Le immagini dicono tutto, una tragedia sfiorata e l'ennesimo luogo simbolo della città che cade a pezzi. Che la situazione dello storico Teatro Astra fosse critica si sapeva, ma mai che la struttura versasse in queste condizioni disperate. Crollato, imploso, cause infiltrazioni ormai datate. La parte centrale del tetto si è abbattuta all'interno, franando sulle poltroncine sul palco ormai deserti da più di 10 anni. La fortuna è che al momento non ci fosse nessuno nell'edificio di proprietà privata, una proprietà che è chiaro e visibile a chiunque passi davanti all'ex Cinemateatro in Viale dei Martiri, nel cuore di Bassano. Al di là di quanto è successo, ha letteralmente abbandonato una delle strutture che più stanno a cuore ai e alle bassanesi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza dell'area e hanno transennato tutta la parte adiacente all'edificio per tutelare l'incolumità delle persone. E ora, davanti a questo rudere in via di decadimento, regnano lo sconforto e la rabbia nel vedere che nessuno pare tenere davvero a un simbolo della città. Ed ora parliamo invece di maturità. Si dichiarano soddisfatti i primi maturandi trevigiani. Sentiamo. Avevo un po' di agitazione all'inizio, però subito dopo essere entrata, ecco, i professori hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio, sono stati tutti molto gentili. Pensavo peggio, invece alla fine dai, sono riuscito a rispondere alle domande e penso sia andata abbastanza bene. Ero molto in ansia, però è andato tutto bene, sì. In realtà non è come ce la si aspetta, è molto più tranquillo. Cambiano le modalità d'esame, ma l'emozione dei maturandi trevigiani resiste anche al Covid, così come la suddivisione quasi antropologica tra ansiosi e imperturbabili. Tranquillissimo, siamo sereni noi. Tanto
alla fine abbiamo fatto sto percorso qua insieme, qualcosa abbiamo imparato. Sono 7.847 i giovani trevigiani che da qui ai prossimi giorni saranno maturi, 183 le commissioni d'esame composte da insegnanti interni e presidente esterno, circa un'ora di colloquio per tutti, con la partenza affidata a degli elaborati scritti dove il piano di studi si è quasi sempre intrecciato con l'attualità. Si tratta proprio della disintossicazione dai social, che riguarda appunto gli adolescenti ma in generale le persone, e appunto è molto importante sensibilizzare i giovani su questo argomento. Cambridge Analytica e lo scandalo Cambridge Analytica e la questione dei big data. Io ho portato Charles Dickens con Oliver Twist per l'infanzia rubata appunto dal lavoro minorile. Io ho scelto il valore educativo delle fiabe e dei cartoni animati, quindi anche come possono influire e la contraddizione con quella che è la società contemporanea. Maturità che scandisce il tempo di nuove decisioni, molti, complice il periodo, sognano la professione medica. Penso di provare medicina, comunque è un tragitto molto lungo e tortuoso, però ci proveremo. Mi piacerebbe entrare a medicina l'anno prossimo, quindi la mia estate la passerò anche un po' a prepararmi per il test entrata. Voglio andare a fare scienze motorie a Ferrara e diventare un personal trainer. Dai banchi di scuola ai banchi della vita, in molti sembrano già maturi. Che di fronte agli sbagli e ai nostri mali bisogna essere sempre uniti e condividere dolori e sofferenze con gli altri per cercare di uscirne insieme. E nel giorno in cui iniziano gli esami di maturità è stato approvato il nuovo calendario scolastico regionale 2021-2022, partenza differenziata per piccoli e grandi. Gli esami di maturità per i quasi 39.000 studenti veneti dell'ultimo anno delle superiori inizia nel giorno in cui la Regione approva il calendario scolastico per il 2021-2022, che tutti si augurano essere meno travagliato dei precedenti. Sfida fondamentale, lo definisce l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per restituire ai ragazzi un contesto educativo e di socializzazione fortemente mancato ai più grandi. Avvio differenziato per elementari e medie da una parte e superiori dall'altra, le prime lunedì 13 settembre, le seconde giovedì 16. Chiusura l'8 e il 10 giugno. Piuttosto lunghe anche le vacanze di Natale, da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio. La scuola si proietta in avanti, ma per i maturandi la fase più importante inizia oggi. Io avevo chiesto peraltro che si tenessero anche gli iscritti, perché le sole classi quinte in un istituto praticamente vuoto, diciamo che non poteva essere né problema di assembramento né problema di distanziamento. Resta che questi ragazzi, quelli che fanno la quinta quest'anno, sono i più penalizzati della storia della scuola. Le difficoltà comportate dalla pandemia non devono far pensare che gli ultimi 2 siano stati anni persi, ribadisce Donazzan. Questi ragazzi devono anche sapere che devono avere la consapevolezza che le nostre scuole li hanno formati bene. Li hanno formati con conoscenze e competenze. La scuola ha preso un nuovo modello organizzativo di cui in futuro bisognerà fare tesoro. Di contro, l'isolamento, la distanza patita dai ragazzi sta lasciando pesanti strascichi. Ciò che resterà saranno i conti che dovremo fare con la tenuta psicologica dei nostri ragazzi e sociale. I ragazzi hanno veramente grandi problemi, sono aumentati i disturbi dell'alimentazione, c'è l'aumento dell'autolesionismo. Guardi, questa è una cosa devastante ed incomprensibile per chiunque, per me, per una mamma, per un papà. Ci rendiamo ben conto che la difficoltà è molto più psicologica che didattica. E apre a Cogollo del Cengio il più grande magazzino al mondo per la stagionatura del formaggio. Investire nel territorio durante gli anni del Covid è un vaccino per l'economia. Farlo abbinando innovazione e nuove opportunità occupazionali è una sfida vinta già in partenza. Brazzale, la più antica azienda casearia italiana, apre a Cogollo del Cengio la più grande struttura al mondo completamente automatizzata per la stagionatura del formaggio. Abbiamo finalmente una struttura che è diciamo che proporzionata alle dimensioni della crescita che stiamo avendo. Poi noi confidiamo di avere un grande controllo del processo di stagionatura e di conseguenza di riuscire a migliorare il prodotto e ad avere molte più informazioni durante la stagionatura. Innovazione e tradizione come si sposano con questo nuovo progetto? La tradizione è innovazione continua, è tenere il meglio e continuare a cercare cose migliori e poi scartare ciò che non è più
tanto buono come ciò che si trova, come questo magazzino che rispetto ai nostri magazzini vecchi tradizionali, anche quelli più recenti, questo è veramente una rivoluzione. Rivoluzione che in questo caso è duplice: da un lato si eliminano i corridoi nei magazzini, dall'altro ci si affida a navette e antropomorfi per un controllo costante sulla stagionatura delle oltre 250.000 forme che verranno conservate all'interno degli 8.000 metri quadrati del magazzino a bassissimo impatto sull'ambiente. Il clima della Valdastico farà il resto. Un po' come aver portato i bambini in colonia, qui siamo vicini alla villa di Fogazzaro, noi ci aspettiamo che il nostro formaggio esca dalla stagionatura come masseriette rosse, come i bambini quando venivano presi dai genitori nelle colonie di montagna. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Alta pressione africana sempre ben presente, qualche temporale e caldo in aumento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 17 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, locali annuvolamenti alternati a schiarite, poi non si esclude anche qualche rovescio o temporale dalle ore centrali sui rilievi e sulla pedemontana. Clima via via più rovente, con temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 32 gradi, con punte anche di 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, ma anche in questo caso qualche nuvoletta ci sarà, però innocua. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento al mattino, a seguire acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.